Buone domenica, che l'amor, la pace e la fede tal Signore entri in vostre chiese, tal vostre cur e che resti. E è la fiesta de Sunte, il Vangelo è quel di Luca. In che dis Maria si è mettuta in viaggio e l'ade impresse de bande de smons in una città di Giude. E è entrata in chiesa di Zaccaria e ha salutato Elisabetta. Appena che Elisabetta ha sentito il saluto di Maria, il frutto è saltato al grembo. Allora Elisabetta, colma di Spirito Santo, ha detto a tutte voci: benedetta tu fra le femmines e benedetto il frutto del tuo grembo. Ma perché mi succede questo, che la madre del mio Signore venni proprio te chi di me? Difatti, appena che il tuo saluto è arrivato mie sorellis, e il frutto mi è saltato di gusto in tal mio grembo. Benedetta tu che tu hai creduto che si colmasse ciò che ieri è stato detto dal Signore. Allora Maria si è mettuta a dire: la mia anima è chianta la grandezza del Signore, il mio spirito agli olti in Dio, mio Salvador, perché che ha tenuto conto di umiltà de sosserve. Di come in devan tutte le generazioni mi saranno fortunate, perché quel che al potuto mi ha fatto grandi robis e santa il suo nome. E passa di generazione in generazione la sua misericordia per chi che lo temono. Allah mettuto in vore il suo braccio plen di forze, alla dispier dus i superbeos con gli lor trainis, e alla buttatiu potens des lor sentis, alla portata in alt i umi, alla emplade di robe i affamase la parata in daura man schiassanti siors, alla soccorruta Israel suo servidor visansi de sua misericordie come che urveva impromettuta in nostri sparis, pal ben di Abramo e de sue discendenze per sempre. Maria è restata con Elisabetta 3 mesi, poi è tornata a casa sua. Dunque, allora, quindi partì dal fatto che l'angelo Gabriele gli è restata di Maria, di che sarebbe diventata la madre del Signore. Come prova aveva avuto in mente Elisabetta, che vecchia carampane, e era già di 6 mesi. E Maria allora è partita. Oh, attenzione! E fa 4 giorni di viaggio in montagna, sulla paraula che ha detto l'angelo, parlava di Elisabetta. Ecco, a lei il momento di fede, una parola che ti mette in moto, perché quando noi crediamo a alco, crediamo a qualcuno, la nostra vita viene messa in moto. E anche mo, proprio da ribe su, chi ha detto, per monse camminava. Prove pensa, tu che tu credi di chiappare un diploma e ti tocchi studiare 5 anni. Dopo tu hai un appuntamento con una persona e tu hai di là, da quel puesto là che si è d'accordo, credendo che è vegni. Ecco, la prima parte di fede a lei camminare sulla base di una parola. Ha tu capito? E arriva la di Elisabetta. E lì è vio che veramente rispetto frutto. Quando si ha fede, avvengono dati segni anche per confermare la fede. Sono due segni, per l'amor di Dio, che ti danno il coraggio di là in davanti. E questa fede è parte di fatto, in un certo senso, a mostrare un'altra vita, perché che parole erano parole nuove che ha messo in moto la tua vita sono un'altra strada. E come vi ho detto con le parole di Elisabetta, di vio di c'è strade che fa la parola. Ecco, credude. Io in mente il green, benedetto tu fra le femmine e benedetto il frutto del tuo green, e disse a Maria, perché Elisabetta sa che spieta anche Maria. E appena che il tuo saluto è arrivato a mie sorelle, il mio frutto è saltato dal mio grembo.
son la part più interior, la che di fatto si parturisce la vita, ecco che è mettude in moto, mediante la paraule crodude. E no ho potuto pensare nelle nostre bande, perché quindi vi dice che queste paraule se non dicono a no, ho potuto dire molto così in faccia no, che la persona è che riceve di un continuo la vita in che parte di se stessa la calea sta Dio e Spirito Santo. Ecco, anche noi abbiamo dal nostro green la presenza di Dio come che sdoschi e queste presenze e ti ha su il nostro colore, il nostro odore, la nostra umanità, i nostri sentimenti, i nostri pensieri per diventare un comportamento. In pratica, lui ha su il nostro cuore perché la incarnazione è continua, come che in Maria è attaccata proprio con le parole dall'agnolo e dopo è continuata con la presenza di Cristo che è data al mondo, così no, ossia come Maria, Madonna anche noi, con la presenza di Dio dentro di noi che si manifesta mediante il comportamento con parole, in pratica e con azioni che mostrano la sua presenza dentro di noi. Benedetta che ha creduto che si colmasse che era stato detto dal Signore ai dis Elisabetta a Maria. Ecco, vi ho detto che il crodi non si affacciano, no, ossia le persone che abbiamo creduto in nostra vita, ossia come un piccolo mosaico, là che ogni toccuto di noi è fatto dall'incontro di una persona che abbiamo creduto. Bene, allora, torniamo al fatto nostro. Dentro di noi lo Spirito Santo e abbiamo di mettere come espressione di questa presenza dentro di noi che parole che ho lein fur, us sempre di lei il Vangelo, perché hai la vita di Cristo e noi abbiamo di ripresentare a nostro modo, con la nostra umanità, con il nostro cuore, la vita di Cristo. Come dicevi, o sin altre Madonne, anche noi. Allora, lei la parola dal Vangelo. La parola è Edoard dentro dal Vangelo. E noi, anche o le lein, la svein fur, e la portin via ascoltanle. E o le crodin, e così si inchiarne dentro di noi, con la pratica, tanto di tal vivi in pratiche e entra così dentro te storie e a continue a fare la storia. Bene, allora, questi incontri e queste presenze dal Signore che ha dentro a far sì che gli sclope in tal magnifica. L'anima me chiante la grandezza del Signore, mio spirito al Dio, in Dio, mio Salvatore. Ecco la prima conseguenza dal tenere la parola di Dio dentro di noi. Nos fas vivi una vita contenta. Ecco il Magnificat de Madonna. Vivi una vita contenta. Prime conseguenze. E chi ho imitato il Magnificat di una femmina des nestris. E lei che è Magnificat, perché lei è proprio un presapò che il de Madonna. A diceva queste femmine, io sono una femmina contenta, plena di gusti vivi. Io non mi avvilis mai e neanche non mi lamenti. Io non sono nulla in che smonto, sono di passaggio come Duccio, o sono donna una creatura. Ma quel che mi ha fatte bene, mi ha fatte grande. Io ho capito de sos mans e ho visto che dot mi diventa biel, dot mi fas bene, mi fas cresci. Dio, io e la vita ho sin tu. Tante in come metta al monte viv ben compos bes e poi ci srobis. A son famei semplici se bielis, che non si molin. Io non so diventate mate, né te disgracis, né te abbondanze. E ho visto che tutti che c'erano robis o grandeci, stall'ultima sono ways. E invece, sono che il montar scarte che portano in davanti la vita e i valori.
sono i nostri svecchios che nos hanno insegnato la strada giusta. Quando dicevi a gloria di Dio. Amen. Ecco, la prima conseguenza allora è che queste vite contente. La seconda conseguenza dal crodite per aule è la salvezza anche dal cuore, perché con l'assunta in cielo, o ben il cuore, prima era il cuore del Signore che con la resurrezione alle la sua in cielo. Pensate che le femmine che erano là di sparongi, il cuore del Signore non lo hanno chiatato, il cuore. Così ho vinto il cuore di una creatura che va in cielo. Che vuol dire che è il nostro cuore? Sì, come una semente buttata e tettiare e che viene su dopo la pianta, trasformata in pratica, al viverà per sempre. Di conseguenza, voi ho celebrin la risurrezione dal nostro cuore. De persone intere, insomma, ecco, che si salve tutte, perché non si identifichino anche con il nostro cuore. E per come è una roba limitata del nostro cuore, perché non dà anche problemi, là di là o vedreis, sarà la floridura di questa nostra umanità. E il Signore nos chialerà con voi maravigliose contenti. Buone domeniche e mandi.